Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Elettroshock, connessioni pericolose. Questo è il titolo della trasmissione di questa sera. Beh, quali sono queste connessioni pericolose? Quelle con cui dobbiamo fare i conti un po' tutti i giorni, perché è vero, e soprattutto in questo periodo di lockdown, la tecnologia ci è venuta molto incontro, social network, chat, possibilità di rimanere in contatto grazie a internet, che è uno strumento bellissimo, ma che nasconde anche purtroppo alcuni pericoli che cercheremo di analizzare questa sera. Ieri si è celebrata la giornata della sicurezza in rete, anche contro il cyberbullismo, che è un fenomeno che è sempre più preoccupante, lo dicono i dati e lo vedremo anche nel corso di questa trasmissione, un fenomeno appunto da tenere parecchio monitorato. Lo faremo questa sera assieme ad alcuni ospiti che ci daranno una mano e che da tempo si occupano anche di fare una buona informazione e di mettere in guardia da una parte i ragazzi, perché sono loro sempre più al centro di questi pericoli della rete, e dall'altra anche le famiglie e le istituzioni che cominciano a essere più sensibili, anche se c'è ancora un percorso da fare. Allora io vi presento gli ospiti che questa sera ci daranno una mano. In studio con me c'è, ed è tornata a trovarci, la ringraziamo, Angelica Giancola, criminologa e avvocato, che come detto da tanto tempo sta affrontando queste tematiche, occupandosi anche di casi, devo dire, da pelle d'oca che riguardano i minori, poi ci aggiornerà anche su questo. E abbiamo anche due ospiti in collegamento, allora ve le presento. Allora cominciamo da Barbara Laura Alaimo, che è pedagogista e fa parte della rete dell'associazione Parole Ostili, che è nata qualche anno fa a Trieste e che si occupa di quella che è un po' la violenza verbale, perché anche le parole hanno un peso e soprattutto in rete abbiamo visto che l'uso delle parole troppo facile, troppo disinvolto può portare a conseguenze particolari. Grazie e buonasera Laimo intanto. Non la sentiamo, vediamo se riusciamo poi a avere anche l'audio. Intanto vi presento anche l'altra ospite, che è Marianna Martini, psicologa e operatrice di Telefono Azzurro del Veneto. Grazie anche a lei per essere qui. Buonasera, che Telefono Azzurro naturalmente per quanto riguarda la difesa, la tutela dei minori lo è sempre stato naturalmente un'istituzione, ma si sta occupando nell'ultimo periodo molto e sempre di più anche di quello che è la tutela dei minori in rete. Allora io parto da Angelica Giancola con una piccola considerazione. In questi giorni si parla tantissimo di Mario Draghi, grande personaggio, Presidente del Consiglio incaricato, probabilmente sarà il prossimo Presidente del Consiglio a giorni. Ebbene, ha fatto un po' scalpore, anche sorridere, il fatto che abbia detto io sui social non ci sono, non ha gli account social, quindi in questo mondo molto virtuale questo ha fatto un po' sorridere, ragionare, pensare. Ebbene, se una figura come Draghi non ha un account social, che cosa se ne fa un bambino di 7, 8, 10 anni con 2 profili Facebook, uno Instagram? Perché purtroppo ci dobbiamo confrontare anche con questo al giorno d'oggi. Innanzitutto per i bambini sono nati coi social, per cui rispetto a Mario Draghi ci sono delle generazioni, no? Che sono completamente cambiate e stravolte, cioè oggi è normale che un bambino alla prima comunione il regalo che viene chiesto è il cellulare. Ai tempi miei, e quindi parlo insomma non di Mario Draghi, il cellulare non c'era neanche nei nostri pensieri, quindi oggi i nativi digitali questo è, per cui dobbiamo confrontarci con le nuove generazioni, ma utilizzando e dando gli strumenti affinché queste nuove tecnologie vengano utilizzate in maniera corretta e non si arrivi poi ai casi di cronaca di cui parleremo dopo. Sì, no, ne parliamo subito, anzi, perché quello che ha fatto più rumore in questo periodo è stato il caso di questa bambina di Palermo che purtroppo a 10 anni ha perso la vita per un gioco su una chat che è TikTok, che poi è anche abbastanza nell'occhio del ciclone in questo periodo. Però insomma a 10 anni una bambina che si trova a confrontarsi con un mondo che nasconde dei pericoli, e i pericoli naturalmente sono questi challenge, queste sfide estreme. Ecco, partiamo da qui. Perché c'è l'esigenza per un bambino di affrontare una sfida del genere e soprattutto come fa ad arrivare a incontrare un pericolo così grande? Ma sicuramente questa pandemia ha portato ad un utilizzo, ad uno strautilizzo delle tecnologie, perché se da un lato io non vado assolutamente a denigrarle, anzi ringraziamole, no? Perché hanno permesso ai nostri ragazzi comunque A di mantenere dei contatti, B di non fermare quella che è la loro formazione, quindi vediamo la didattica a distanza.
È chiaro che però che cosa è successo? Ci siamo trovati a gestire una vita che non era quella di tutti i giorni, quindi non c'era più un confronto fisico, uscire di casa, vedere i compagni, e quindi è chiaro che si utilizzava di più per comunicare. Poi c'è, soprattutto nei bambini fascia 10-13 anni, sono molto più vulnerabili, quindi c'è la curiosità e dall'altra parte vengono adescati anche con più facilità, no? Perché poi ricordiamo una cosa, che nel bambino prevale l'impulso e non c'è la capacità di rendersi conto dell'effettivo pericolo a cui si può andare incontro. Per cui che cosa succede? Soprattutto io ti lancio delle sfide. La sfida che cosa vuol dire? Dimostrare il coraggio, dimostrare, aumentare la propria popolarità all'interno del gruppo, dimostrare, andare a sfidare la morte, no? Dimostrando a chi non lo so, perché molto spesso le persone che stanno dall'altra parte che lanciano queste sfide io non le conosco neanche, no? E che fanno parte di un gioco, ma un gioco non è, perché poi si finisce per morire. C'è da dire una cosa, e poi sicuramente c'è chi ha più competenza di me in questo. Io non parlerei più di sfide, ma sono dei fenomeni emulativi e molto spesso questi fenomeni vengono avvalorati da delle informazioni che sono false, perché noi ci siamo trovati a leggere, vi faccio un esempio, il blackout, no? La challenge per la quale questa ragazzina si è tolta la vita, cioè mettersi questa cintura attorno al collo fino a quando non perdi il respiro, ed è stato passato il messaggio che questo ti porta a euforia e a quasi una sensazione di benessere. Questo è falso, perché rimanere senza respiro porta senso di panico e ti fa perdere conoscenza. Quindi vediamo come le informazioni che vengono date a questi ragazzini sono assolutamente false, cioè questo è importante, quindi quelli che loro vedono, poi questi challenge ci sono sempre stati. Devo dire che a un certo punto ci sono dei challenge che acquistano più notorietà, è la novità, no? Abbiamo visto che cosa è successo anche l'anno scorso, questo mostro che incitava i ragazzi all'autolesionismo, o il fenomeno di Samira, cioè ti devi mettere questo lenzuolo bianco con il volto coperto da dei capelli lunghi e devi girare per le strade a far paura. Qualche ragazzina è finita appestata in ospedale a sangue. Cioè, quindi voglio dire, bisogna stare, secondo me bisogna proprio lavorare a 360 gradi, bambini, genitori, educatori. E sicuramente questo è quello che fa anche Telefono Azzurro. Allora coinvolgo Marianna Martini intanto, appunto, che come ho detto è psicologa e operatrice del Telefono Azzurro del Veneto. Ecco, qual è insomma intanto la sensazione che avete sentendo, raccogliendo le informazioni che arrivano e facendo anche un lavoro con le scuole? Ecco, si diceva bambini così piccoli, perché sono bambini alla fine, com'è possibile che vengano in contatto, che non ci sia un filtro, qualcosa che li protegga? Sì, io vorrei fare una precisazione prima di tutto che è quanto riguarda l'età dei ragazzi. Quindi dobbiamo ricordarci che per accedere al mondo dei social c'è un'età minima che è stata anche ribadita dall'ultimo DPCR, ma che, scusate, GDPR, che però può portare veramente a non tutelare i ragazzi. Dai nostri ultimi dati vediamo come il 50% dei bambini coinvolti tra i 6 e i 10 anni abbia libero accesso alle tecnologie e abbia un profilo sui social, quando sappiamo benissimo che per la maggior parte delle piattaforme bisogna avere dai 16 anni in su, come per Google stesso, che invece parliamo dai 13 anni, per cui in questa fascia tra i 13 e i 16 è opportuno che ci sia un controllo da parte dei genitori, che i genitori prendano per mano questi ragazzi e li accompagnino nel mondo della tecnologia. Per cui proprio in occasione del Safer Internet Day, Telefono Azzurro ha lanciato una call to action proprio per l'age verification, affinché vengano sensibilizzate tutte le agenzie, ma anche le scuole, i genitori stessi, gli adulti in generale, ad accompagnare per mano questi ragazzi, come d'altronde facciamo nel mondo reale. Perché secondo lei c'è questa facilità anche da parte dei genitori
e abbiamo visto anche in alcune dichiarazioni quasi fosse un vanto che i figli abbiano un profilo Facebook, un profilo Twitter, e parlo di figli in tenera età, insomma preadolescenti, o addirittura facciano i video su TikTok, ecco, quasi per esibirli. I social sono nati per esibire, perché noi ci iscriviamo, pubblichiamo, condividiamo per metterci in mostra, quindi diciamo che è la base di quello che dell'attività che viene svolta sui social. Che poi Facebook sia diventato un social network per vecchi, utilizzato per lo più per motivi lavorativi, è un altro discorso, e queste sono le testuali parole che dicono i bambini quando citiamo Facebook negli incontri in classe. Però sicuramente i bambini sono nativi digitali, noi siamo immigrati, e come tutte le cose nuove, da un lato c'è la curiosità che ci attrae verso questo nuovo mondo, e dall'altro invece c'è la mancanza di conoscenza, perché comunque è un mondo che va veloce, per cui se non ci formiamo continuamente e adeguatamente non riusciamo a stare al passo e non riusciamo a aver consapevolezza del mondo in cui sono inseriti i ragazzi, che appunto vivono con, come diceva prima la dottoressa, vivono con queste tecnologie. Per cui metterei un mix di voglia di esibirsi ed esibire e non conoscenza dei pericoli che si possono nascondere dietro questi strumenti. E allora, fatta la premessa che ho già detto prima, insomma, che questi sono comunque strumenti meravigliosi e che soprattutto durante il lockdown ci hanno aiutato, quindi sicuramente internet, le chat, i social offrono grandi potenzialità, però come diceva lei nascondono anche dei pericoli. Questi pericoli noi proviamo a raccontarli questa sera. Chiedo un attimo di pazienza a Barbara Laura Alaimo, arrivo subito da lei, ci fermiamo per la pubblicità, poi riprendiamo da lei. Grazie, a tra poco. Rieccoci in diretta con Elettroshock. Allora, stiamo attraversando un pochino quelli che sono i pericoli della rete, lo stiamo facendo con alcuni ospiti. Adesso sentiamo quella che è l'attività di Parole Ostili, Parole o Stili, peraltro c'è anche il gioco di parole all'interno del nome dell'associazione, che è nata a Trieste nel 2016 dall'entusiasmo di circa 300 professionisti della comunicazione e dell'impresa che hanno posto, diciamo, molto l'attenzione sull'uso delle parole. E con noi collegata c'è Barbara Laura Alaimo, che è pedagogista e responsabile dell'area educazione di questa associazione che nelle tante cose che riesce a produrre fa anche dei video molto simpatici e anche pertinenti per affrontare queste tematiche. Allora, prima di dare la parola a Barbara Alaimo, vediamo questo piccolo contributo. Smile and Learn e Parole Ostili. Ciao! Hai appena ricevuto il tuo primo smartphone in regalo. Wow! Sai quante cose ci puoi fare? La cosa più bella è che puoi entrare nel web. È un posto fantastico. Puoi trovarci tantissimi ragazzi e ragazze come te da tutte le parti del mondo. Online puoi giocare, guardare video, ascoltare musica, inviare messaggi e imparare un sacco di cose. Anche sul web, però, ci sono delle regole da rispettare. Quando invii un messaggio a qualcuno è come se glielo portassi di persona. Tutto quello che dici o scrivi online è come dirlo dal vivo. Virtuale e reale. Quando racconti di te sul web, le parole che usi ti rappresentano. Si è ciò che si comunica. Fai attenzione quando condividi informazioni e foto tue o dei tuoi amici. Se hai qualche dubbio, puoi sempre chiedere ad un adulto. Condividere è una responsabilità. Ci sono delle occasioni in cui è meglio spegnere il telefono e divertirsi con la tua famiglia e gli amici. E ricorda, controlla quanto tempo passi sul tuo smartphone. Potresti chiedere ad un adulto di aiutarti a fissare dei limiti. Stai attento. Quando invii o posti foto e informazioni, potrebbero essere condivise e rimanere online per molto tempo. Ricorda sempre di essere te stesso, specialmente quando comunichi online con gli altri. Le parole che usi ti rappresentano. Metti via il telefono quando studi. Ti aiuterà ad essere più concentrato. Quando ti diverti con la tua famiglia e gli amici, non c'è bisogno di usare il telefono. A volte è meglio spegnerlo. Cosa ne pensi? Vuoi sapere di più su Parole Ostili? Clicca sul link che trovi nella descrizione.
Ecco qua, insomma, consigli che potrebbero andare benissimo anche per gli adulti, però Alaimo è un po' la favola di Cappuccetto Rosso, no? Non andare nel bosco, fai la strada sicura, eppure poi, insomma, ci troviamo sempre in qualche trappola, no? Insomma, la sua opinione su questo. Sì, diciamo che proprio Parole Ostili nasce proprio per cercare di far vedere che una delle metafore che usiamo è quella della gita nel paese di internet con i più piccoli, far vedere che comunque la rete è un posto bellissimo, è un posto pieno di opportunità e che ognuno di noi ha il compito di mantenere un posto bello. Ovviamente è un posto dove si possono incontrare anche dei pericoli e insieme a delle persone buone o comunque delle persone che comunque ci possono aiutare e ci possono aiutare a crescere, ci sono anche comunque delle persone che non hanno così delle buone intenzioni. Questo è il linguaggio che usiamo con i più piccoli. Però vorrei ricordare che il manifesto della comunicazione non ostile, che è il principale strumento che utilizza appunto Parole Ostili, è nato per gli adulti, è nato per i più grandi. È interessante che immediatamente tra i tanti ambiti che hanno proprio posto attenzione al manifesto c'è stato subito il mondo della scuola, proprio perché proprio dal mondo dei docenti si è sentita una grande esigenza di formazione e di educazione. Allora io dico, come dice anche questo breve filmatino, certo è importantissimo che noi ricordiamo ai bambini e ai ragazzi, dico anche ai bambini perché come dicevano prima anche le mie due colleghe, chiaramente parliamo di piccolissimi. Noi è importante che ricordiamo che parole, immagini, video possono essere, utilizzando sempre una metafora nostra, possono essere delle carezze, però possono essere anche delle pietre, possono fare veramente molto male e possono lasciare delle cicatrici davvero grandi nella vita di ognuno di noi. Spiegare le conseguenze di alcune parole che possono arrivare proprio a togliere il fiato, a far provare vergogna. Però dall'altra parte non possiamo fare questo discorso se non ci mettiamo a parlare di noi adulti, di che esempio siamo, se siamo degli esempi credibili, di come noi, delle nostre abitudini che spesso sono pessime, per cui chiaramente noi pensiamo che l'educazione sia davvero una chiave vincente, ma parte da un impegno che io adulto mi assumo in prima persona. Infatti i 10 principi sono espressi proprio in prima persona e sono prima di tutto un impegno che ognuno di noi si assume prima di andare ad educare altri. Ecco, proprio sul fatto delle parole, il fenomeno del cyberbullismo che è sempre più frequente, sicuramente insomma, merita la vostra attenzione, ma insomma quella di tutti, perché poi le parole alle volte fanno peggio, come diceva lei, di un pugno. Non che il pugno sia giusto naturalmente, però la parola poi uno se la porta a casa e abbiamo visto che poi può anche sfociare in situazioni anche lì drammatiche. Ecco, il consiglio da dare ai genitori: come si riesce a capire se il proprio figlio è vittima di cyberbullismo, c'è qualcosa che non va e come poterlo aiutare? Io penso che la parola chiave sia ascolto. Io credo che noi facciamo fatica ad ascoltare i nostri ragazzi, i nostri bambini. Io sono mamma di 3 figli che ormai sono grandi, hanno 12, 17, 19 anni, però davvero penso che la cosa più importante sia ascoltarli e ancora di più è diventato evidente in questo momento, dove ascoltare non significa soltanto ascoltare le loro parole, perché chiaramente da mamma e da tutte le persone che lavorano con soprattutto la fascia preadolescenziale e adolescenziale, uno dice: ma come li faccio ascoltare se non parlano? In realtà l'ascolto è anche osservare, guardare, è dare spazi di disponibilità al dialogo. Ora, questo può sembrare semplice o comunque semplicistico, ecco. In realtà penso che questa sia davvero la chiave, recuperare quell'attenzione e quegli spazi in cui noi diamo la possibilità ai ragazzi di parlarci, di avviare dei dialoghi su questi temi quando non ci sono problemi, prima, no? Prevenire,
cominciare fin da quando sono piccolissimi, in modo che sappiano che noi siamo degli interlocutori credibili su questo argomento, che non siamo lì per giudicarli, per punirli se hanno fatto qualcosa di sbagliato, ma siamo lì per ascoltarli e aiutarli a risolvere insieme i problemi. Tante volte anche noi magari siamo spiazzati, però siamo comunque... Che poi questo è il compito del genitore, non è solo noi ci facciamo magari spaventare dal termine educazione digitale, ma io vorrei riportare, sono due parole, ma riportiamo l'accento su educazione. Magari noi non siamo dei grandi smanettoni, non sappiamo niente di Twitch o di Discord, non conosciamo qual è l'ultimo YouTuber o l'ultimo videogioco, però noi adulti dovremmo essere esperti delle relazioni, dovremmo essere esperti di quella che è l'educazione emotiva, ed è quello che chiedono i nostri ragazzi, i nostri bambini, di essere accompagnati in questa stanza che per loro è diventato un luogo che vivono, per cui anche lì noi ci dobbiamo essere. Certo, Giancola lo accennava anche prima Martini, c'è questo aspetto legale. Sì. Per cui ci sono delle età che vanno rispettate, ecco. Assolutamente. Allora, diciamo che lì si chiude un po' gli occhi, cioè i genitori aprono i profili o lasciano che i figli aprano i profili, sì. Però allora, che conseguenze ci possono essere? Beh, allora, innanzitutto noi sappiamo che in Italia c'è un'imputabilità, no? A 14 anni c'è un articolo del codice penale che lo recita, no? Chi commette un fatto costituente reato e non ha 14 anni non è imputabile. Attenzione però che c'è una culpa in vigilando attribuibile ai genitori e che è la base della responsabilità civile che rientra in quello che è il tuo ruolo e responsabilità genitoriale. La cosa che fa paura è questa, condividendo assolutamente quello che dicono le dottoresse e anzi magari tutti facessimo rete per far capire ai genitori, no, quanto è importante comunicare, è fondamentale, lo dico anch'io da mamma, complimenti per i 3 bambini, no, questo da mamma di 2 bambini, di 2 ragazzini, quasi 17 e 12 anni, però è vero, cioè è fondamentale comunicare, saper ascoltare e trasferire a loro che noi ci siamo, non siamo lì per giudicarli, ma soprattutto cerchiamo noi adulti di dare il buon esempio, perché io mi sono trovata di fronte a delle situazioni molto imbarazzanti, dove il bambino però a un certo punto davanti a delle accuse, solo accuse da parte di genitori, però a un certo punto il ragazzino ha detto sì, ma tu che cosa fai? Passi tutta la cena con l'iPad. Quindi noi ricordiamo che i bambini apprendono molto di più da quello che è il nostro comportamento che non magari da 1000 parole dette. Io ti posso dire non usare il cellulare, ma se passo la giornata davanti a un cellulare forse arriva meno, no? Certo, a mio figlio. Altro aspetto fondamentale, quindi queste associazioni sono vitali, è far capire al genitore, perché spesso ti dicono ma io non so, ecco dobbiamo imparare a comunicare utilizzando lo stesso linguaggio. Dobbiamo noi, come diceva anche la dottoressa, no? Dobbiamo trasferirci noi in quello che è il loro mondo. Ed è solo così, facendo dei piccoli passi, che possiamo arrivare a un minimo di risultato. Tornando all'età, sì. Allora, la cosa scandalosa è questa. Un genitore può andare a comprare uno smartphone a 8 anni e intestargli una SIM card. Peccato che dagli 8 ai 13 anni però il ragazzino non può avere accesso a nulla, no? Dai 13 ai 14 su autorizzazione del genitore. Ora, noi stiamo dando in mano a questi bambini che non sono assolutamente in grado di gestire, e questo lo spiegano meglio di me le psicologhe, e stiamo dando un'arma, ed è un'arma molto potente, dove non sempre noi riusciamo ad avere pieno controllo, perché è fisiologico così, perché è normale, e noi mettiamo questi bambini con una porta che si apre sul mondo. Quindi è vero che deve esserci tutta la conoscenza, tutta la spiegazione, ma fisiologicamente non sono in grado di gestire queste situazioni. Quindi quello che mi auguro in futuro è che oltre a mettere sempre dei paletti, no? Perché poi è così, fatta la legge trovato l'inganno, purtroppo da avvocato ma lo dico. Allora è inutile che tu mi metti 14 anni, 16 anni, poi però dentro ci sono mille poi però cavilli. Si trova la gabola ed certo. entrano ugualmente. Allora io mi auguro
e spero di far parte di questo, me lo spero veramente caldamente, di modificare, ma in maniera perentoria, la legge, cioè devono esserci dei controlli che siano dei controlli efficaci. Adesso io non so dire, perché è chiaro che qui devono mettersi in campo tutti i tecnici, però veramente se vogliamo salvare questi ragazzi, altro quello che dicevi tu Daniele, no? Non legittimando la violenza, figurati, per chi difende le donne vittime di violenza, mai più potrò, non la giustifico, però le parole uccidono, cioè abbiamo più vittime di cyberbullismo, lo sappiamo, no? Perché poi si arriva a una tale disperazione che non ne esci più. Vediamo che cosa sta succedendo, la moda di fare i gruppi WhatsApp prendendo di mira una persona, escludendola, oppure perché ricordiamo sempre che abbiamo a che fare con degli adolescenti, le famose foto che vengono inviate. L'altro ieri si parlava di una ragazzina che a Brescia si è tolta la vita. Cioè, perché poi queste foto tu le mandi pensando, e apro una parentesi, questo succede anche nel mondo degli adulti, no? Ti mando la foto, cioè finché stiamo assieme sei l'uomo della mia vita e non succederà mai niente. Il giorno che ti lasci, tu non sai che cosa, che diciamo fine fanno, e quindi a maggior ragione su internet e poi è difficilissimo cancellarlo, anzi insomma non ci si riesce. No, questo bisogna trasferire, cioè quello che viene inviato non si cancella, perché siamo ancora davanti a dei ragazzini, no? Ma purtroppo lo vedo anche in diversi adulti, che hanno la convinzione che tanto io lo cancello, elimina per tutti e si elimina. In realtà non è così, è questo che deve essere trasferito, cioè secondo me la conoscenza, più facciamo rete e più diamo gli strumenti, ma partendo, come dicevano le dottoresse, dal mondo adulto, no? Perché siamo noi adulti, ma facendo rete, cioè noi genitori, educatori, tutti coloro che hanno a che fare con i ragazzini, dobbiamo unirci e fare in modo di aiutare questi bambini, perché di bambini si tratta, e sempre più piccoli, a non finire in situazioni che poi si pagano per tutta la vita. E di quelli che sono i dati che insomma sono stati forniti dalla Polizia Postale, lo vedremo subito dopo la pubblicità e continueremo a parlare di questo perché questi dati insomma fanno impressione. A tra poco. Rieccoci di nuovo con Elettroshock, connessioni pericolose, i pericoli della rete, proprio all'indomani della giornata per la sicurezza in rete. Lo stiamo facendo, stiamo affrontando questo tema con 3 ospiti. Andiamo a vedere quelli che sono stati i dati del 2020, dati forniti proprio dalla Polizia Postale. Nel 2020 si è registrato un grande aumento di questi adescamenti di minori online ed è questo che preoccupa in maniera particolare. Nel 2018 erano 14 casi denunciati, qui parliamo solo di casi denunciati, poi c'è tutto un mondo che è quello sommerso. Nel 2019 sono saliti a 26 e nel 2020 a 41. Appunto, secondo gli investigatori, il netto aumento del fenomeno ai danni di una fascia di età così incredibilmente giovane potrebbe essere stato in parte favorito dal lockdown, però non è solo questo che lo ha favorito, perché si è visto che l'aumento è comunque di anno in anno anche precedente al coronavirus. Di sicuro c'è questo, che un fenomeno come quello dell'estorsione sessuale, che conseguente a uno scambio di immagini sessualmente esplicite, che fino a pochi anni fa riguardava principalmente adulti o comunque minori che frequentassero le scuole superiori, e quindi 14enni, 15enni, 16enni, ha fatto registrare invece un deciso abbassamento in relazione alla fascia di età delle vittime. Ci sono registrati 14 casi nella fascia di età 0-13 anni, a fronte dei 2 del 2019, e di questi 14 casi riguardano bambini fino a 9 anni, categoria il cui numero delle vittime fino allo scorso anno era pari a 0. Ecco, io ripartirei da Martini. Insomma, sono numeri, voi di Telefono Azzurro sicuramente siete abituati a occuparvi degli abusi, però anche leggere questi dati, bambini che sono vittime di questo scambio di foto a sfondo sessuale sotto i 10 anni, sembra incredibile, eppure è così. Sì, purtroppo sono dati che fanno venire i brividi, però rispecchiano purtroppo quello che sta accadendo. Come Telefono Azzurro, la nostra linea di emergenza 114 ha gestito 121 casi
nel 2020, la nostra linea che si occupa appunto di abusi e di questi fenomeni legati al mondo del digitale, e dopo una percentuale per cyberbullismo, gli altri casi sono proprio stati riferiti a materiale pedopornografico, a grooming, quindi adescamento online, e a questi fenomeni di sexting e sextortion. Quindi oltre che vedono appunto coinvolti sempre bambini di età minore, e questo è un campanello d'allarme non indifferente, perché dicevamo prima i genitori che chiudono un occhio nell'aprire un profilo, nell'aprire un canale per i propri figli. Dobbiamo appunto ricordarci che noi le immagini che mettiamo in rete poi possono essere salvate, per cui magari una banale foto del bambino che fa il bagnetto poi può essere salvata e finire in quella parte di web che si chiama appunto deep web o dark web, per cui la tutela parte proprio da noi e da quello che facciamo per i ragazzi. Sono fenomeni poco conosciuti e che forse neanche vorremmo conoscere, perché noi che appunto non siamo nati col digitale facciamo molta fatica a rapportarci con questa realtà che è virtuale, quindi non subito tangibile fin quando non si arriva a una situazione di gravità come quelle descritte. Però è davvero fondamentale parlarne e confrontarsi. Proprio per questo, sempre in occasione del Safer Internet Day, Telefono Azzurro ha lanciato il Digital Hub, che è questo osservatorio a sostegno di coloro che contattano le nostre linee telefoniche e a sostegno di tutti i social network, per far sì che con un sistema di clicca e segnala si può subito portare all'attenzione degli enti competenti questi fenomeni legati alla sfera sessuale. Giancola, i genitori sono proprietari dell'immagine dei propri figli, cioè è così. Tante volte insomma, si postano le foto dei propri figli in tantissime situazioni, lo diceva anche Martini prima, insomma, quella del bagnetto può essere insomma, una delle tante, però c'è una grande leggerezza nel postare foto di figli anche di 2, 3, 4, 5 anni. Questi bambini sono e saranno così contenti fra 5, 10, 15 anni di sapere che la loro infanzia è stata raccontata come in Un Grande Fratello dai loro genitori sui social? Ma infatti è lì il problema. Il problema nasce proprio da questa esigenza di esibizionismo da parte di alcuni genitori. Cioè è chiaro che per ogni genitore il figlio è quanto di più bello ci sia, sì, vuoi... certo. Però da questo a mettere le sue immagini nude o comunque... Cioè, secondo me, bisogna un po' ritornare ad un'educazione dei valori. Ci sono alcune cose che si fanno e altre che non si fanno, no? Perché quando io posto l'immagine di mio figlio che fa il bagnetto, che va nudo in giro per la casa e lo faccio vedere al mondo intero, e quel bambino crescendo vedrà queste immagini, per lui sarà normale divulgare queste immagini, cosa che non è. Cioè, bisogna un po', secondo me, rimettere i quadratini al posto giusto. Per quanto riguarda poi la situazione della pedopornografia, noi nell'ultimo anno abbiamo avuto veramente tantissimi problemi, perché lo sapete meglio di me che questi personaggi hanno proprio, dico, cane da tartufo, li nasano molto bene e li adescano con una facilità estrema, perché molto spesso questi ragazzini colmano i sensi di vuoto, la solitudine, passando molte ore collegati. Quindi iniziano a parlare un linguaggio che è molto simile a quello del bambino, si spacciano per un coetaneo e conoscendo molto bene il mondo dei bambini, ovviamente utilizzano quel linguaggio che cioè cercano la prima cosa che fanno, perché questo è il grooming, no? Cercare di adescare la fiducia del bambino, quindi io ho fiducia in te, e poi c'è lo step successivo. Lo step successivo è iniziare bisogna arrivare ad un appuntamento, o comunque a farsi dare più notizie possibili, farsi mandare delle foto. Quando poi il bambino ha la percezione che c'è un qualcosa che non è proprio normale, inizia ad avere paura. Ed è lì che scattano le minacce nei confronti dei bambini, e che ovvio una minaccia fatta alla nostra età gli rido in faccia. Ad un bambino ovviamente questo gli modifica la vita. Allora, strumento che ha il genitore qual è?
che magari non riesce a controllare, ci sono innanzitutto notare i cambiamenti d'umore, iniziano a non dormire la notte, vedi che cambiano l'umore quando spengono quel cellulare, oppure diventano particolarmente irascibili quando gli dici di spegnerlo. Cioè ci sono tutti dei campanelli d'allarme a cui noi genitori dobbiamo tendere l'orecchio, perché purtroppo quello che diceva la dottoressa è un problema veramente molto molto pesante e grave in questo momento, perché i bambini che comunque risultano essere adescati da questi personaggi sono veramente tanti. Fra l'altro è diminuito anche il range, il tempo in cui riescono ad avere il primo appuntamento, e questo parlo per i ragazzini ovviamente più grandi, no? E faccio un passo indietro, insegnare ai bambini che non si danno informazioni, cioè se una persona, a parte che se si collega a una persona che non conosci, avvisa subito mamma e papà, prima cosa. Non dare mai informazioni che ti riguardano personalmente, dove vivi, chi sono i tuoi genitori, cioè il minimo. Non inviare foto che ti riguardano perché tu non sai che fine fanno quelle foto. È chiaro che se hai una mamma o un papà che hanno i siti pieni di foto dove devono documentare anche dalla mattina quando vanno in bagno, cioè capiamo che poi è più difficile c'è anche far un salto capire, culturale da fare ecco, che magari si dovrà però fare. è importante questo. E comunque, per chiudere, praticamente dall'adescamento al primo appuntamento possono passare anche 48 ore, quindi siamo in una situazione che deve essere monitorata, anche perché poi all'appuntamento sappiamo poi che cosa succede. E i genitori, no? Naturalmente sono molto spesso all'oscuro di tutto, se se ne accorgono, No, se ne accorgono troppo tardi. Perché poi questi personaggi sono molto abili a minacciare, a far paura, cioè minacce che possono essere: io uccido i tuoi genitori, ti uccido il cane. Quindi dobbiamo sempre intercalarci in quella che è l'età, no? Del bambino che viene adescato. Ieri si diceva giornata della sicurezza in rete, noi abbiamo sentito anche il questore di Pordenone, Marco Dorisio, per chiedere a lui un punto di vista e un messaggio da dare ai ragazzi. Sentiamo. Celebra la giornata della sicurezza in rete, è un fenomeno, quello del cyberbullismo, parecchio preoccupante. Naturalmente le forze dell'ordine sono molto attenti, in particolare la polizia postale. Ecco, su questo fronte un messaggio da dare ai giovani. Sì, si tratta sicuramente di un fenomeno che vede a pieno titolo il coinvolgimento dei giovani, anche dei giovanissimi. Ormai l'età in cui i ragazzini già cominciano ad armeggiare con, ripeto, l'informatica si è abbassata notevolmente, e quindi tutte quelle campagne di informazione, di educazione proprio rivolta ai giovanissimi sui rischi che la rete può comportare, e tra quelli per l'appunto anche quello che viene definito il cyberbullismo. L'invito che rivolgo ai giovanissimi, che laddove si venga presi di mira a livello cibernetico, sulla rete, di uscire allo scoperto, di liberarsi, di parlare con i genitori, di denunciare, di non aver timore e di non commettere l'errore invece di rimanere isolati e prigionieri di questa stessa rete. Anche perché si è visto, i dati ce lo dimostrano, che purtroppo con il lockdown, oltre ad essere aumentati i reati, è diminuita purtroppo l'età nella quale i ragazzini, i bambini addirittura sono coinvolti. Sì, in quota parte sono d'accordo, il discorso anche del lockdown, quindi non dover stare una minore socialità, anche se ormai sappiamo che a 4-5 anni già ai nostri figli vengono regalati smartphone e altri oggetti di tale specie. Ecco, un'educazione al buon uso, questo è la cosa importante, una chiave di prevenzione per salvare giovanissimi. Purtroppo anche i fatti di cronaca ce li consegnano spesso e volentieri, poi da conseguenze ben più gravi e deleterie. Quest'ora di Pordenone con un invito, quello di denunciare. Ci sono tante associazioni, Telefono Azzurro in primis, alle quali rivolgersi se ci sono naturalmente anche dei semplici sospetti. Ci fermiamo per l'ultima pubblicità e poi torniamo a parlare di questi temi con Elettroshock. A tra poco. Rieccoci con Elettroshock, il mondo della rete, i pericoli che si nascondono nell'uso anche dei cellulari, dei computer, le chat, i social network. Ecco, abbiamo sentito anche prima Barbara Alaimo che ci ha raccontato quella che è l'attività di Parole Ostili. Le chiederei ancora due parole su questo fronte, su quello che si può fare dal punto di vista dell'educazione sia dei genitori sia che dei bambini, e
insomma, visitate anche il sito di Parole Ostili, perché lì dentro noi ve ne abbiamo proposto uno, ma ci sono tanti contenuti e tanti suggerimenti, e soprattutto leggete i manifesti che riguardano anche noi adulti, perché l'uso della parola, insomma, in tutte le situazioni della nostra vita va moderato. Ecco. Beh, possiamo dire che per i genitori è uno strumento preziosissimo, soprattutto per lavorare con i più piccoli, per parlare di digitale con i più piccoli. C'è la declinazione del manifesto per la prima infanzia, a cui io sono particolarmente legata. Ci sono anche dei prodotti editoriali, come appunto questo librettino per i più piccolini che si chiama Parole appuntite, parole piumate. C'è un libro interessante che si intitola Il mio primo smartphone, che è il mio primo telefono, scusate, che è davvero uno strumento, è quasi un workbook, no? È uno strumento con domande, risposte, con linguaggio per i bambini, proprio nell'ottica del parliamone prima di regalarti questo strumento, perché purtroppo noi siamo abituati a fare le cose e poi dare le regole. In realtà non funziona così, prima si discutono le regole, magari si fanno proprio degli accordi e poi diamo gli strumenti, altrimenti rischiamo di dover mettere dei paletti quando le situazioni sono già andate avanti. Un grandissimo impegno che comunque sta in questo momento mettendo in campo Parole Ostili è proprio sull'educazione civica, che è uno strumento importantissimo che in questo momento è presente nelle scuole, è diventata proprio una nuova materia scolastica, e noi abbiamo fatto veramente uno sforzo notevole e abbiamo prodotto un percorso di educazione civica che parte dalla prima infanzia fino alla secondaria di secondo grado, con schede didattiche. Ci sono oltre 250 schede didattiche a disposizione gratuitamente per tutti i docenti, e tantissimi docenti, io non sono brava con i numeri, ma sono state scaricate e utilizzate da un gran numero di docenti. Ecco, un genitore, se ha voglia, può anche andare a vedere. I campi su cui spaziamo sono tantissimi, per cui dall'hate speech alle fake news, alla web reputation, davvero virtuale, reale, tantissimi campi. Però mi preme dire una cosa, soprattutto anche ricollegandomi prima al discorso dell'adescamento. È anche vero che in questo momento i ragazzi, i bambini, utilizzando gli strumenti tecnologici, spesso esprimono dei bisogni. E se noi non troviamo uno spazio per dare ascolto, dare parola a questi bisogni, chiaramente lì c'è un veicolo comodo, veloce, in cui manifestarlo e in cui manifestarsi. Pensiamo alla prima adolescenza, la preadolescenza, dove io ho bisogno di essere riconosciuto per crescere. Chiaramente lo smartphone, il mondo digitale, è uno strumento rapido che mi mette velocemente in comunicazione con altri e dove io posso essere popolare. Ecco, però dove noi diamo degli spazi di partecipazione agli adolescenti, dove diamo degli spazi di ascolto ai bambini, dove siamo attenti ai loro bisogni di esprimersi. Ecco, penso che questa sia la grande sfida per noi adulti. Far vedere ai ragazzi sicuramente i rischi, ma soprattutto aumentare i fattori di protezione e aiutarli a utilizzare questi strumenti in modo creativo, attivo e responsabile, perché è quello che fa la differenza poi tra chi viene usato da questi strumenti e tra chi invece riesce a produrre qualcosa. Assolutamente sì, e a proposito di consapevolezza è partito proprio negli scorsi giorni un progetto sperimentale in 10 scuole della nostra regione che riguarda il patentino per lo smartphone, grazie al MEC, Media, Educazione e Comunità, che abbiamo avuto anche ospite qui a Elettroshock proprio su questi temi, e che appunto ha dato via a questo progetto. Vediamo. Parte in 10 scuole di Udine la sperimentazione che riguarda un percorso per ottenere il patentino per lo smartphone. Si pone come una risposta concreta rivolta ai giovani studenti e alle loro famiglie di fronte alla pericolosità dei social network, in particolare per i minori di 13 anni. L'analogia è quella della patente, naturalmente, quindi se abbiamo uno strumento che è un'opportunità ma anche comporta dei rischi, è necessario diventare competenti nell'uso di questo strumento. Non possiamo dare per scontato che seguire un corso renda i ragazzi competenti, ci vuole uno strumento di valutazione.
C'è però un altro lato molto importante, che è la caratteristica di questo percorso, che è il ruolo dei genitori. Noi questo percorso inizieremo a farlo per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Ecco, in questa fascia di età, che è anche quella in cui la maggior parte di loro inizia a usare lo smartphone, quindi non a caso abbiamo scelto di partire da qui, in questa fascia di età è importante ricordarsi che il genitore ha la responsabilità al 100% delle azioni che i ragazzi fanno, anche online. Quindi non può essere un vero patentino al 100%, ma se vogliamo usare una metafora più simile a un foglio rosa, quindi io posso usare lo strumento ma so che al mio fianco devo avere il genitore. Martini, la convince questo esperimento, insomma, può essere anche esportato in altre regioni? È davvero interessante, approfondirò sicuramente perché comunque ben si associa a quello che noi facciamo sul territorio nazionale, partendo appunto dalla scuola dell'infanzia con dei laboratori per i ragazzi fino alla secondaria di secondo grado e poi con la formazione dei docenti e dei genitori, per cui è un progetto che sicuramente può avere una buona presa e una buona finalità educativa per tutti i ragazzi che si sentono anche coinvolti e parte attiva, non viene soltanto detto quello che non bisogna fare, quello che è pericoloso, ma glielo si fa capire, gli si fa capire il perché e si fa capire che ci sono anche delle opportunità, perché se no giustamente si trovano con adulti che vietano ma che allo stesso tempo sono H24 connessi e per cui non riescono a capire se fa così male perché l'adulto ci rimane incollato. Quindi il patentino credo sia un'ottima soluzione. Per collegarmi sempre al tema della formazione vorrei lanciare l'ultima iniziativa di Telefono Azzurro, che è Azzurro Academy. Si sviluppa da Cittadinanza Digitale, che è stata lanciata a novembre ed era un modulo riservato soltanto alle scuole. Azzurro Academy invece è composto da moduli formativi per tutti, quindi abbiamo la parte dei ragazzi che portiamo già sul territorio, abbiamo la parte per la scuola e dei materiali specifici per adulti e per genitori, così che possano mettersi anche loro alla prova e formarsi periodicamente. Grazie. Ieri appunto nella giornata della sicurezza in rete è stata fatta una grande diretta a cui hanno partecipato tanti partner e anche tantissimi studenti collegati da tutta Italia. Vi facciamo sentire un pezzettino di quello che ha detto Luciano Floridi, che è filosofo, professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute all'Università di Oxford, dove è direttore del Digital Ethical Lab. Sentiamo un piccolo pezzettino di quello che ha detto. 8 ragazzi su 10 connessi più di 5 ore al giorno. Pensateci un attimo, chi fa questa domanda appartiene agli anni 90, perché vi assicuro che almeno il sottoscritto sta connesso 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché io quando lo stacco questo benedetto attrezzo? Ma se sta accanto al mio letto anche di notte, casomai appunto dovesse chiamare. Allora il fatto che si sia connessi vuol dire che c'è anche un momento in cui non sei connessa, non sei connesso, cioè tu sei ancora uno che pensi che la gente va online e poi vive offline. Sei degli anni 90. I miei studenti vi assicuro che hanno qualche anno in più di voi, ma non tanti, ventenni un po' avanzati, ti guardano e dice: scusi professore, ma perché lei usa ancora il modem? Cioè di quelle cose per cui lei va nel ciberspazio. Ma di quale altra archeologia stiamo parlando? Allora quest'idea che ancora oggi si chieda alle ragazze e ragazzi: quanto ti connetti? Dice: oh, sì, ma lei che marziano è? Perché io il cellulare ce l'ho in tasca 24 ore al giorno e non mi stacco mai. Eh sì, questa è una verità, di fatto siamo perennemente connessi, quindi uno, dire ai nostri figli, ai nostri ragazzi staccatevi diventa difficile, e due, dobbiamo imparare a convivere con queste tecnologie e, come abbiamo cercato di spiegare questa sera, conviverci in maniera sensata. Quindi sì, sono strumenti importanti, attenzione però che lì dentro ci sono tanti pericoli. Giancola. Ma l'ultimo messaggio che voglio dare è questo. Proviamo noi, proprio come nucleo familiare, a modificare, perché ovviamente la connessione continua è un'abitudine, no? Cioè questi ragazzi che, è vero, perché passano connessi dalle 8 alle 10 ore extrascolastiche, quindi vuol dire che passano più ore connessi che non dormendo.
con tutte le conseguenze del caso ovviamente. Proviamo a fare questo tipo di esperimento, cambiamo noi le abitudini, cioè è quello che si diceva prima, no? Cioè noi adulti, noi educatori, proviamo a trovare delle strategie assieme ai ragazzi che possono portarli ad avere delle curiosità che siano esterne a quello che è sempre l'utilizzo dello smart, cioè spostiamo, perché noi siamo molto abitudinari, no? Proviamo a spostare le abitudini, vediamo cosa succede, sono tutti esperimenti, d'altronde se non si prova non si sa. L'ultimo invito che faccio veramente ai ragazzi è: ricordatevi che non dimostrate la vostra forza e la vostra bravura facendo delle cose che non vanno bene e postandole in rete nel gruppo. Siate più forti davanti a delle situazioni che stanno vivendo dei vostri compagni, iniziate a parlare, denunciate, perché è così che date un'immagine di essere forti, non appartenere al gruppo facendo delle cose che voi sapete che non vanno bene. E qualcuno sa a chi mi riferisco. Buonasera e ringrazio davvero, davvero tutti per continuare a parlare, per metterci tanto impegno nel portare avanti questi progetti. Ecco, grazie allora ad Angelica Giancola, criminologa e avvocato, grazie per essere stati con noi questa sera, a Barbara Laura Laimo, pedagogista di Parole Ostili, e grazie anche a Marianna Martini, psicologa del Telefono Azzurro. Come detto, collegatevi alle pagine internet di queste associazioni, perché insomma ci sono tanti consigli e sono, come Telefono Azzurro, sicuramente delle ancore di salvataggio importantissime. Grazie per essere stati con noi a tutti. Finisce qui questa puntata di Elettroshock, ci vediamo mercoledì prossimo. Buonasera.